Parla tifoso dell'Azzurra. Benvenuto nel nostro canale di notizie, dove ti portiamo le ultime informazioni sul nostro club. Premi già il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Oggi abbiamo alcune notizie entusiasmanti sull'eccezionale lavoro dell'allenatore Luciano Spalletti, che ha guidato il Napoli allo scudetto dopo 33 anni. Scopriamo i dettagli di questo storico traguardo e incontriamo la nuova stella napoletana che sta brillando. Resta con noi. Luciano Spalletti, uno degli allenatori italiani più competenti a livello europeo, ha mostrato tutta la sua bravura al Napoli. La sua gestione impeccabile nella rosa partenopea ha iniziato a dare risultati importanti. Giocatori come Lobotka e altri si sono rigenerati e hanno raggiunto la loro migliore prestazione grazie al lavoro di Spalletti. Anche Zerbin, sotto la guida dell'allenatore di Certaldo, ha avuto l'opportunità di esordire con la nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini. Un altro giocatore esploso con Spalletti è stato Gianluca Gaetano. Gaetano aveva già dimostrato il suo talento a Cremona e ora brilla con la maglia azzurra del Napoli. Spalletti lo considera uno dei migliori futuri talenti esistenti e lo nomina addirittura il nuovo insigne della squadra. E il primo gol in Serie A di Gaetano, segnato contro l'Inter, non fa che confermare questa affermazione. A Napoli è nata una nuova stella napoletana. Il lavoro di Luciano Spalletti al Napoli è stato davvero notevole. La sua leadership ha riportato lo scudetto al club dopo un lungo periodo di 33 anni. Inoltre, Spalletti ha la visione per identificare i giovani talenti e plasmarli verso il successo. Gianluca Gaetano ne è un fulgido esempio, seguendo le orme di Lorenzo Insigne come talentuoso giocatore napoletano per la squadra azzurra del futuro. E così concludiamo l'ennesima notizia del Napoli. Continua a guardare il nostro canale per ulteriori aggiornamenti e momenti salienti sul nostro club. Forza Napoli sempre!